Nuovo spettacolare giro anche oggi per il Friul Bikers MTB Group, che prevederà inizialmente anche un po' di giostra, nel senso che la funivia Ravascletto-Zoncolan ci consentirà di guadagnare rapidamente quota senza perdere nemmeno una goccia di sudore. In poco meno di 5 minuti il comodo impianto ci eleva sul Monte Zoncolan, facendoci superare un balzo di 860 metri. Iniziamo a pedalare in piacevole pendenza fino ad incrociare il sentiero CAI 170. Dopo alcune centinaia di metri la pendenza si fa via via più marcata e rimanere in sella diventa praticamente impossibile. Si segue a questo punto con le bici a spinta l'ampia pista utilizzata d'inverno dagli sciatori che scende ripida dal Monte Tamai. Raggiunta la cima possiamo finalmente riprendere fiato prima di scendere lungo il sentiero che ci porta alla sella Arvenis. Ora la bici la possiamo unicamente spingere o portare in spalla per conquistare la vetta del Monte Arvenis, meta del nostro itinerario. Un meritato spuntino a questo punto è necessario e dopo aver goduto della straordinaria vista a tutto tondo, divertendoci a cercare di riconoscere le varie cime che ci circondano, ci accingiamo alla discesa. La prima parte del sentiero CAI 166 presenta alcuni tratti decisamente impervi ed esposti, tanto che è vivamente raccomandabile scendere dalla sella. Superate le difficoltà, la traccia si fa sempre più scorrevole e lasciamo finalmente correre veloci le ruote fino a planare a Malga Cláupa. Qui lasciamo il sentiero principale per immetterci in una mulattiera erbosa recentemente decespugliata che attraverso un continuo saliscendi ci guida alla Malga Meleit, appoggiata su un ampio e panoramico pascolo. Dopo una meritata birra inforchiamo nuovamente le bici lungo la pista forestale marcata CAI 158 puntando verso le Malghe Agreit e Tamai fino a raggiungere nuovamente il Monte Zoncolan. Un breve tratto di freeride, tanto per evitare l'asfalto, ed intercettiamo l'ampia strada forestale CAI 170 che ci conduce alla Casera Marmoreana, altrimenti nota come Malga Pozof. Qualche metro prima della Malga si stacca sulla destra il sentiero CAI 170 dal fondo inizialmente erboso che traversa in prevalente discesa il versante dello Zoncolan. Dopo una serie di ripidi ed impegnativi tornanti si raggiunge il Rifugio Stella Alpina, da dove ha inizio la vincente single track dal fondo torboso ricoperto da aghi di pino insidiosi radicai, conosciuto come il Troi da cueste, che immerso nel bosco ci catapulta, in men che non si dica, alla sottostante pista forestale. Poche centinaia di metri attraverso i verdi prati e siamo nuovamente a Ravascletto, nostro punto d'arrivo. È da qualche puntata che ci facciamo sempre giostra, ragazzi. Friul Bikers che sorprendono con la giostra. Oggi partenza da Ravascletto, giornata spettacolare. Top! Eccoci ragazzi, un po' di giostra l'abbiamo fatta, però ci siamo sciroppati questa salita, noi muscolari, tanta fatica. Ecco, siamo arrivati alla Tamai, la cima è questa, sono poche decine di metri siamo sulla cima e dopo la nostra meta finale è l'Arvenis. Porca bistecca.
signs of sweet but real. An everlasting roller coaster. It's got a big red button in the front of the car with some instructions on a giant poster. Because you can't see the signs of sweet but real. Ah, perché voi pensate che ci trovavamo all'agenzia promo turistica di Lignano e invece no, ragazzi, guardate dove ci troviamo, alla Malga Meleit. Ecco ragazzi, da Malga Meleit, evviva! Bello.